Salve a tutti, la cooperazione sociale, l'inserimento lavorativo, l'inclusione sono temi sempre di grande attualità. Oggi ne parliamo con alcuni protagonisti per fare il quadro della situazione e capire quale può essere o possano essere gli sviluppi futuri. Di questo parliamo oggi con Luca Fontana, presidente di Federsolidarietà, che ci dà subito il quadro della situazione. Le cooperative di Confcooperative Federsolidarietà in regione contano 170, alcune di queste sono di tipo A, cioè servizi alla persona, altre di tipo B, inserimento lavorativo. Di queste cooperative di tipo B noi contiamo circa 800 inserimenti lavorativi, un numero assolutamente importante. Un altro numero che ritengo importante rispetto all'inserimento lavorativo è il risparmio che la pubblica amministrazione ha nel momento in cui sostiene questi percorsi di inserimento lavorativo, che sono circa 1.300 euro a persona. Quindi fate i conti un po' voi, 800 per 1.300 all'anno, la pubblica amministrazione risparmia in termini economici. Ma non solo, perché questo secondo me è un dato anche secondario. Il dato principale è che queste persone stanno meglio, hanno meno ricoveri ospedalieri, meno di utilizzo dei farmaci, stanno meglio in famiglia e riescono a sostenersi, direi, da sole rispetto a una vita quotidiana. Detto così sembrerebbe tutto bene, ma qualche problematica la cooperazione sociale ce l'ha, in particolare forse con la pubblica amministrazione? Beh sì, i problemi ci sono. Noi da tempo stiamo spingendo la Regione a un confronto costante sugli strumenti, sui percorsi, perché noi abbiamo assolutamente delle difficoltà di tipo burocratico. Ormai le carte e i percorsi sono impossibili da sostenere, delle problematicità anche rispetto ai temi degli appalti, perché la normativa, che è in costante cambiamento, ma questi cambiamenti costanti non ci permettono di fare delle programmazioni, non ci permettono di fare investimenti, e se vogliamo anche le persone iniziano a disinnamorarsi della cooperazione sociale. Però la cooperazione sociale quindi si occupa molto, per fortuna, degli aspetti umani, ma molto spesso occupa anche spazi fisici che spesso trascurati anche dalla pubblica amministrazione, dai comuni o dalle altre enti pubblici, e dunque anche un aspetto di tipo fisico proprio. Sì, vero. I nostri bilanci sociali che tutte le cooperative fanno, ma non solo, anche tutto il lavoro che stiamo facendo con Eurix o sull'impatto sociale che le cooperative hanno, ci dicono che la cooperazione sociale investe sui territori, investe sulle persone, come ha detto, ma anche sulle strutture, cioè recupera beni pubblici e li rimette a disposizione di tutti. Di chi tutti? Delle persone anziane, delle persone fragili, delle persone con disabilità, le più varie, fisiche, psichiche, e anche delle nuove povertà sulle quali c'è tutto un ragionamento che stiamo facendo su come sviluppare anche nostre nuove attività. Ad esempio riuscire a inserirsi in quei frangenti dove la risposta è complessa, è una risposta che va verso la famiglia, come gestire l'anziano a casa, come gestire il tema della vita indipendente delle persone disabili, ma non solo, quali beni mettere a disposizione e quali nuovi patti fare con le famiglie, con la persona svantaggiata e all'interno delle comunità per rendere il tutto sostenibile. Siamo a Udine, esattamente nell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo, dove incontriamo Andrea Contesi, presidente della cooperativa Partecipazione, che occupa, diciamo, simbolicamente questi spazi. Cosa fa Partecipazione e perché siete qui? C'è un motivo particolare? Sì, Partecipazione nasce proprio qui, in questo luogo, nel 1979, da un gruppo di ex infermieri psichiatrici ed agenti dell'epoca. E noi siamo ancora qui, ci occupiamo di inserimento lavorativo attraverso i servizi che offriamo ai clienti. Partiamo dalla inclusione sociale, però in un luogo altamente simbolico. Ha un senso anche questo o è una cosa casuale? No, ha un senso, perché la nostra attività è nata proprio qui dentro. Nonostante siano passati diversi anni, noi siamo molto affezionati a questo posto e continuiamo ad effettuare tutti i nostri servizi partendo sempre da qui come nostra centrale operativa. Ma anche qui voi avete, mi pare di conoscere, una serie di attività che coinvolgono proprio fisicamente e socialmente questo luogo.
Assolutamente sì, noi gestiamo il ristorante che è all'interno del parco e una serie di servizi tra cui la manutenzione del verde e i servizi di pulizia nelle varie palazzine che ancora sono attive tutt'oggi. Dunque per voi inclusione lavorativa, diciamo, che cosa significa esattamente? Per noi inclusione lavorativa significa dare la possibilità a tutte quelle persone che in un ambito lavorativo diverso dal nostro avrebbero grossissime difficoltà ad essere inserite e a mantenere anche un posto di lavoro nel tempo. Dunque partecipazione è un luogo di rinascita personale e di rinascita strutturale. Sì, partecipazione è un luogo dove le persone trovano la loro rinascita, no? Attraverso il lavoro, attraverso la condivisione delle problematiche con colleghi, con coordinatori. È un luogo da cui la persona arriva e si sente a casa. La città come reagisce? Siamo vicino a Udine, come reagisce a questa vostra esperienza? Diciamo che negli anni la cooperazione ormai si è inserita nel tessuto sociale, no? La città è parte della cooperativa perché la cooperativa è parte della città. Partecipazione è una cooperativa di quelle che si chiamano di tipo B, quindi molto focalizzata sull'inserimento lavorativo. Ecco, in pratica come funziona? Come vi siete organizzati? Praticamente un inserimento lavorativo nasce dalla triangolazione di cooperativa, persona interessata e servizio di riferimento che lo segue. Quando nasce l'esigenza da parte della cooperativa di inserire una persona, si attivano tutti i canali di comunicazione con i vari servizi di riferimento, i quali in un colloquio conoscitivo con cooperativa e persona individuata dal servizio stesso si stende un progetto di inserimento in azienda che poi viene monitorato e valutato ogni 15 giorni, ogni mese, ogni 2 mesi nel primo periodo per valutare quelle che sono le difficoltà incontrate e quelli che sono i punti di forza della persona inserita in cooperativa. In caso di problematiche si interviene? Si interviene, si rivaluta il progetto e si tara il tutto quanto a servizio della persona stessa, che deve trovare una situazione accogliente e adatta alle sue esigenze. Che tipologia di persone, con quali problematiche si avvicinano alla cooperativa e vengono in qualche modo incluse nel vostro lavoro? Sì, le persone arrivano principalmente dai servizi di riferimento, quali Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento delle Dipendenze o anche semplicemente Servizio Sociale dei Comuni, senza togliere anche l'attenzione alle persone disabili. Un'attenzione particolare per questa fascia di persone che possiamo definire deboli. Esattamente, sono deboli dal punto di vista personale e sociale e noi cerchiamo di ridargli nuovo spazio all'interno della comunità. Assessore Riccardi, la sanità ovviamente si interseca benissimo con la cooperazione sociale. In che modo, con quali iniziative anche recenti della Regione? Rispetto a questo tema, che mi sembra un tema prima di tutto politico, dove secondo me bisogna avere un po' di coraggio, io penso che il Consiglio regionale abbia fatto il suo dovere quando nella recente riforma della sanità ha approvato un articolo nel quale sono previste delle deroghe a quelle che sono le procedure che tutti conosciamo rispetto alla competizione della cooperazione sociale sui servizi pubblici e in particolare nei servizi del sistema sociosanitario. Devo dire che sono rimasto colpito di una discussione animata che c'è stata, delle preoccupazioni in ordine ad una legge che potrebbe anche essere dichiarata incostituzionale, però io credo che la politica debba recuperare il proprio ruolo e il ruolo della politica è quello di dire che se una cosa non rispetta alcune regole e quelle regole sono sbagliate, bisogna fare le battaglie culturali per cambiarle. Io penso che la vicenda dell'inserimento lavorativo per le persone svantaggiate sia un tema culturale che oggi non può essere considerato in una logica del massimo ribasso o della competizione sul mercato. Stiamo parlando di altro, che peraltro ha anche risvolti di natura economica, se vogliamo essere per quelli che vogliono considerarla come tale. Io penso che l'indipendenza e l'autonomia della persona sia un fatto che risponde a un modello di integrazione sociosanitaria che guarda avanti e ha la lungimiranza e la saggezza di guardare ad una condizione dove le differenze invece che essere aumentate vengono ridotte. Questo è un principio che credo stia a pieno titolo nella legge 22 e su questa vicenda so bene che potremo incontrare una ostilità da parte dello Stato
e io mi auguro che tutte le forze politiche che stanno in Consiglio regionale o anche in Parlamento si facciano carico di una battaglia che io considero una battaglia civile. Dunque si può dire che le strade della pubblica amministrazione regionale e della cooperazione sociale si incontrano, vanno in parallelo? Guardi, se posso farla con una battuta di uno dei vostri dirigenti, quando uno dei vostri dirigenti, sicuramente non di centrodestra, dice avevamo bisogno di uno di destra che arrivasse a fare una cosa del genere.